Allora, eccoci rientrati in studio per affrontare, come dicevamo in apertura, come abbiamo detto, la possibile candidatura di Cortina d'Ampezzo per le Olimpiadi del 2026. Un appuntamento importante, una sfida importante anche per il territorio, un'opportunità soprattutto non solo per il bellunese ma per tutto il Veneto, e poi discuteremo anche un po' per tutto il nord-est che potrebbe essere coinvolto in questo progetto. Noi abbiamo incontrato il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, lo abbiamo incontrato nel suo studio, abbiamo cercato un po' di capire quali sono le sue idee e quali sono anche, diciamo, i primi passi che si stanno facendo, come ci si sta muovendo. Sentiamo. In effetti, più che la candidatura di Cortina, parliamo di una candidatura dolomitica, di una candidatura dove Cortina è portabandiera di un territorio veneto, io mi auguro anche poi del Trentino Alto Adige, quindi un'Olimpiadi diffusa, e credo che sia assolutamente una grande opportunità di sviluppo per il nostro territorio. Io credo che ci sia proprio la necessità, la voglia dalla stessa anche federazione, anche dal CONI, di tornare ad un'Olimpiadi che abbia un sapore diverso, che abbia un sapore effettivamente invernale, quindi noi ci contrapponiamo ad un'Olimpiadi metropolitana come può essere quella, intanto diciamo le altre due nostre in qualche modo rivali italiane, quindi di Torino piuttosto che di Milano, ma anche per l'assurdo delle ultime Olimpiadi che ci sono state, insomma da Sochi a Pyeongchang a Pechino, quindi un ritorno sicuramente nel cuore dell'Europa e soprattutto un'Olimpiade che abbia il sapore invernale, insomma il vero motivo insomma, di uno sviluppo dello sci e comunque degli sport invernali in un territorio dove sono nati. Noi abbiamo i mondiali del 2021, stiamo lavorando molto bene, devo dire da quando ci siamo insediati quest'ultimo anno c'è stata una forte accelerazione, grazie io credo anche ovviamente al lavoro della nostra amministrazione ma anche della Fondazione 2021 con il nuovo presidente Alessandro Benettone, nuovo amministratore delegato, abbiamo un commissario straordinario che è una persona molto preparata e qualificata, io credo stiamo portando veramente secondo quanto la tempistica che ci siamo stabiliti, stiamo portando avanti queste iniziative, quindi stiamo lavorando molto bene. È certo insomma, che i mondiali potrebbero essere solo l'aperitivo o comunque l'antipasto per quella che poi è un evento ovviamente di portata sicuramente molto diversa, molto più importante che sono le Olimpiadi del 2026. Certamente mancano le infrastrutture, i collegamenti sono una problematica, ci sono ovviamente delle situazioni che sono a noi più favorevoli, come dicevo, infrastrutture esistenti, il sistema viario ovviamente può essere un problema. Ovviamente noi giocheremo i nostri punti positivi, in questo innanzitutto scontro tra virgolette fino a un certo punto insomma italiano che vede questa anomalia di avere 3 candidate, adesso noi abbiamo la tappa di metà luglio dove stiamo predisponendo il dossier, dove cercheremo ovviamente sia a livello di dossier ma anche poi a livello politico di avere il massimo consenso per essere poi la scelta italiana e quindi del governo, perché poi alla fine è il governo che dovrà pronunciarsi per poter rappresentare il nostro paese a livello internazionale. Allora Bardelle, allora perché Cortina? Perché Cortina è la scelta migliore? Ma io credo che è stato detto la cosa più importante, che bisogna ritornare un po' alla neve, alle montagne, perché gli sport invernali è lì dove si svolgono. E allora io sono molto perplesso quando vengono candidate Torino, Milano, cioè delle metropoli. Sarebbe stato più giusto che facessero Bardonecchia o qualche località di montagna. Cortina, secondo me, deve avere, ha più impatto perché rappresenta gli sport invernali assieme a Trento e Bolzano, una grande squadra dello sport della neve, che penso poi anche, non dimentichiamoci, avrà una ricaduta enorme per tutto il Veneto, perché poi tutti quelli che vengono a vedere le Olimpiadi poi vanno a Venezia, vanno a Verona, vanno a Vicenza, rimangono qui, quindi anche turisticamente è importante di avere le Olimpiadi, turisticamente. Certo, poi parleremo anche del resto. Bonde Ghedina parla di questo dossier che deve essere presentato. Cosa ci si mette dentro questo dossier? Il 14 luglio. Il 14 luglio è un momento importante perché le autorità sportive, quindi in primis il presidente nazionale del CONI e poi
a seguire ci sarà un interessamento di tutto il gruppo dello sport nazionale, dovranno in qualche maniera pronunciarsi sulla bontà delle candidature e dare un indirizzo di tipo sportivo. Poi chiaramente fine estate, inizi diciamo di settembre, ci dovrà essere da parte, e secondo me verrà dato prima, ci dovrà essere da parte del governo una sorta di imprimatur, di sposo quella località, superando questa anomalia italiana delle 3 candidature, che è una sorta di non scontentiamo nessuno in questo momento, e in quel momento si capisce l'orientamento politico, che detta qua, ma detta in maniera ampia, perché qua ci guarderanno in tanti, mi preoccupa. Non tanto il 14, ma mi preoccupa il dopo, perché ho la sensazione, anche se abbiamo 3 ministri veneti, che la politica in questo momento nazionale, con questa maggioranza, sia a trazione lombarda barra piemontese più che veneto-lombarda. Per essere chiari. Quanto pesa la politica? Pesa tutto, perché se la politica ti dice guarda che infischiandosi completamente dell'indirizzo del CIO, che voglio dire dovremmo fare tanti piccoli quadrettini e 2 milioni di volantini e scriverlo a caratteri cubitali, se dice noi a livello geopolitico, più politico che geo, diamo un indirizzo che è praticamente quello di una città, Milano, perché ha avuto un grande successo nell'Expo, perché abbiamo tutta una serie di strutture ferme, che vorrei invitare i telespettatori ad andare a vedersi il circo negativo di tutte le strutture Expo chiuse. Io sono andato a vedermi e mi sono fatto anche un dossier fotografico da prendere paura, perché sono lasciate lì in maniera anche brutta, come del resto Torino e del resto. Allora dico, se questi signori qua si infischieranno, si dimenticheranno dell'indirizzo del CIO che dice basso profilo, basso impatto, dell'indirizzo del CIO che dice montagna, neve, ambiente, UNESCO, allora a quel punto lì, vabbè, io spero, guardate, non voglio, ne ho già parlato all'interno del mio partito, ma ne parlerò anche agli amici che ci sono in maggioranza, che insomma conosco da vecchia data, anche se sono arrivato appena adesso a Roma. Bisogna farli riflettere, perché qual è il rischio? E poi finisco. Il rischio è che noi, che la politica dà un indirizzo e che poi il CIO fondamentalmente boccia questo tipo di indirizzo perché è contrario alle sue politiche, a quello che diceva prima l'editore, a quello che diceva il Presidente Bardella, a quello che diceva Portucci, cioè contrario. Allora, siccome c'è questo braccio di ferro, bisogna monitorarlo, e queste trasmissioni, ve lo dico, non perché sono stato invitato, ma vi ringrazio, queste trasmissioni, queste iniziative, le iniziative che il CONI a livello regionale vuol fare, che Italia e tutta una serie di iniziative delle associazioni servono, perché serve per sensibilizzare il territorio, certo, chi poi prenderà la decisione. Certo, e anche informare. Teofoli, che cosa resta delle Olimpiadi di Torino nel 2006? Per quel che riguarda lo sport del ghiaccio, poco purtroppo, perché le Olimpiadi di Torino dovevano essere un trampolino di lancio per lo sport del ghiaccio. In realtà, tranne qualche impianto, qualche cosa, poco è rimasto sul territorio. Infatti noi ci teniamo che sia una Cortina come simbolo delle Dolomiti, perché per quel che riguarda gli sport del ghiaccio in realtà si gioca molto ed gli atleti vengono quasi tutti dal nord-est. L'hockey il 70% è nel nord-est, la velocità, i 2 impianti più importanti sono nel nord-est. Per quel che riguarda il curling, è nato a Cortina il curling, per cui si è spostato adesso in Piemonte grazie alle Olimpiadi. Questa è stata una cosa positiva delle Olimpiadi 2006, però certamente la cultura del curling è nata nel Veneto, basta andare a vedere gli scudetti, insomma. Cortina e Bolzano hanno il numero massimo di scudetti dei campionati italiani. Bolzano oggi gioca nel campionato internazionale Ebel, per cui voglio dire esiste una cultura dell'hockey, questo dell'hockey, sì. Cioè esiste una cultura, un territorio all'interno delle Dolomiti che è intrinseco di questi sport che sono quelli olimpici, per cui è chiaro che è più facile spiegare alle persone che vivono gli sport del ghiaccio
tutti i giorni nei loro territori, piuttosto che andarli a spiegare a gente che ha altri 10-20 sport diversi da quelli del ghiaccio, insomma, in altri posti. Certo, ma la massima densità dell'hockey appunto è a nord-est. Il campionato del mondo si svolge praticamente da Trento, Bolzano e il Veneto, insomma. Asiago è stato ed è tuttora una grande squadra, e noi siamo stati sponsor per 2 anni, ed è stato l'anno proprio che l'Asiago ha vinto il campionato mondiale di hockey, e sono bravi e sono appassionati. E poi, se pensiamo che un paese così piccolo come Asiago ha una squadra così potente, vi dà l'idea di cosa si può produrre a livello appunto montano della nostra regione. E quello che è importante è che poi bisogna vedere, perché c'è qualcuno che propone Torino e quindi sembrerebbe che fossero 5 Stelle che propone Torino, Salvini propone Milano, Zaia propone il Veneto. Ma direi che non è una disputa politica, questa è una disputa sostanziale. Dobbiamo sviluppare la montagna, e la montagna non si può sviluppare se noi facciamo il Palazzo del Ghiaccio a Venezia, dico per dire, o piuttosto che a Milano, utilizziamo le cose. Peraltro poi abbiamo avuto appunto l'esperienza dell'Expo, che è stata, per carità, è andata bene finché è vissuta, poi adesso sono rimaste le macerie. Quindi non si è creata una struttura utilizzabile successivamente, così come è successo a Torino. Abbiamo creato una struttura che poi è diventata immediatamente obsoleta il giorno dopo. Se la creiamo a Cortina, un palazzetto del ghiaccio, dico per dirne una, o qualsiasi altra cosa, sarà fruibile anche in futuro, perché è nel luogo giusto, nel posto giusto dove la gente converge. Ecco, questa è la cosa fondamentale che bisogna far capire al mondo politico, che spesso affronta dei problemi ma poi non ha competenza specifica per riuscire a risolverli. Quindi un aiuto glielo diamo. Zaia ha avuto una buona idea e Zaia va... Noi appoggeremo questa cosa, l'appoggeremo anche con trasmissioni successive. Ecco, e quindi quello che è importante adesso, che vorrei sapere, qual è il passo successivo, come avviene, dobbiamo raccontare al nostro pubblico come avviene questa scelta. Chi è che sceglie, al di là che il sindaco deve decidere se sì o no accetterà questa cosa? L'abbiamo visto con la Raggi, che a Roma non ha voluto le Olimpiadi per ovvi motivi, perché prima metteranno a posto le strade e poi faranno le Olimpiadi, perché sennò le cose d'accordo non vanno. Ma ecco, come avviene questa scelta? Quali passaggi sono necessari? Prego. Sì. Da quello che ha detto anche Dario, la prima scelta è il 14 di luglio, quando presenteranno il dossier, e sarà lo sport a scegliere in questo caso. Sport cosa vuol dire? Cioè, lo sport vuol dire il non... Palazzo di Roma, è sempre là che viene scelto. Viene votato oppure c'è una commissione? Questo non lo so come funziona. Scusate, i dossier vengono portati all'attenzione della giunta del CONI. Il CONI valuta e poi lo porta in Consiglio nazionale. Voglio ricordare che c'era alcuni anni fa la presentazione di Venezia, che doveva organizzare i campionati eccetera, ed è stata bocciata dalla Giunta e dal Consiglio nazionale. Ma il Consiglio nazionale da chi è composto? È composto da 47 presidenti di federazione, dai rappresentanti degli atleti, dei tecnici, delle discipline sportive associate, e ha 74 voti. Io ne facevo parte fino all'ultimo. Il Veneto ha solo un rappresentante, lo ricordo ai telespettatori. Siamo la seconda regione sportiva d'Italia, però abbiamo un unico rappresentante, è il rappresentante che ho qui vicino, cioè Joss, il presidente della Federazione Ghiaccio, che è l'unico nostro alleato per questa campagna che si deve fare. Sappiamo che anche Roda della Fisi è molto vicina al Veneto, però questo verrà discusso in quella sede, prima in giunta, che è formata da 15 rappresentanti, col vertice che è il presidente Malagò, che poi porterà la sua decisione alla votazione del Consiglio nazionale. Il nostro telespettore può spiegare perché un solo rappresentante? Perché noi siamo grandi lavoratori, siamo bravi a organizzare, e io lo dico sempre e me ne vanto, organizzare eventi, far grande lo sport della nostra regione, essere qui come oggi a parlare veramente dello sport. Quando è il momento elettorale facciamo sempre un passo indietro, quindi abbiamo tanti vice, tanti segretari veneti e abbiamo solo un unico presidente di federazione su 47.
È vero, è e vero. uno solo che è in Consiglio nazionale. Quindi abbiamo 73 che non sono veneti e uno solo. Credo che la Sicilia abbia 12 rappresentanti in Consiglio. Gli sport invernali. Sì, no, 12 in Consiglio Il nazionale. Consiglio nazionale. Hanno la scherma, il baseball e questa. Zanella, voleva aggiungere qualcosa? Allora, il Presidente Bardelli ha dato una definizione tecnica precisa, ma volevo fare un passo indietro, tornare nel 2010, quando Venezia era candidata 2010. alle Olimpiadi che si faranno a Tokyo nel 2020, per cui recentissime. E io ricordo che in quel momento abbiamo un po' tutti sognato, io in modo particolare perché sono un sognatore per natura. E allora io sognavo Venezia, la sognavo con la sua laguna, con gli impianti che si riflettevano sulla laguna, gli impianti sportivi. Sognavo tutte le città venete che emergevano, che portavano ognuna il proprio sport, il canottaggio a Treviso e poi l'orienteering e tutte queste specialità che venivano fuori di punto in bianco, l'atletica, e lo vedevo nel Veneto. E poi è arrivato Giovanni Petrucci, ha acceso la luce e il mio sogno si è fermato. E questo è quello che è successo quella volta. Non vorrei che si accendesse la luce ancora una volta su questo sogno cortinese. È un sogno che noi veneti dobbiamo portare avanti, ma dobbiamo trovare la passione. Come ha fatto a Perché spegnere la passione luce? Come ha fatto a spegnere la luce? No, ha acceso la luce mentre io sognavo. E si è svegliato. Mi ha spento il sogno. Spento il sogno. Ma il meccanismo per cui è stata scartata Venezia, che Glielo chieda poi a Monti quando ha acceso la luce anche a Roma in quel momento, nel 2012, il gioco è sempre stato lo stesso. Fra Roma e Venezia è stata scelta Roma con 71 voti contro 3 di Venezia. Dopo in Roma sappiamo com'è. Esatto, poi a Roma ci ha pensato... Poi a Roma è stata la candidatura bocciata dal sindaco e da chi era al governo della città, che ha detto che non avevano le risorse, eccetera. Ermanno, ritorniamo alla storia, ritorniamo a Cortina. Visto che stiamo facendo un laboratorio pro Olimpiadi di Cortina, bisogna, alla luce del sole e con la massima trasparenza, dire che il 14 di luglio è una data importantissima. E per quello che ho capito la domanda dell'editore, 14 luglio è una data importantissima, che se la ghigliottina va giù non ne parliamo mica più, cioè non ne parliamo più. Certo. Finita? Quindi il 14 luglio, secondo me, bisogna in qualche maniera, prima del 14 luglio, quantomeno dire quello che a livello internazionale hanno deciso e informare le varie presidenti di federazione. Io mi metterò a lavoro perché c'è della gente che diceva giustamente 7-8 federazioni, 6 mi pare in Sicilia sono presidenti di federazione, quindi in qualche maniera bisogna sentirli. È una sorta di lobby che si muove e che alza la manina. Chiaramente c'è anche il presidente che si chiama Giovanni Malagò, che io spero venga sensibilizzato e orientato e bene da chi di dovere, primo di tutti il nostro presidente e governatore Luca Zaia. Quello è il lavoro. E secondo me Venezia è stata bocciata perché non si è fatta una squadra, cioè lo sport era pro Venezia, la politica in quel momento era in crisi, non si è esposta, la Confindustria Veneta non si è esposta a favore di Venezia e siamo Quindi non c'è stato il sostegno del tessuto. E quello che dico, siccome Zaia ha preso in mano questa candidatura e credo che la sta portando avanti con grande entusiasmo assieme al presidente, al governatore, bisogna fare una grande squadra, politica, sport e anche operatori del settore. Certo, solo così si vince. Economica. E allora non si perde a Roma. Certo. Adesso, prego Volevo Presidente. solo aggiungere questo. A differenza di altre candidature, la candidatura delle Olimpiadi di Cortina potrebbe essere una candidatura che ha anche come maggior riscontro un'economia, un investimento abbastanza ridotto. Noi allo stato attuale, stante il fatto che ci stiamo preparando al Mondiale 2021, successivamente non avremo più bisogno di chissà quali investimenti, prima di tutto, e secondariamente se anche ci fossero sarebbero comunque utilizzati poi successivamente al periodo olimpionico.
tenete presente che tutto ciò che è stato costruito a Torino è stato demolito. La pista di bob è stata, noi ci eravamo proposti come Veneto a ospitare l'aspetto del bob a Cortina. Noi c'eravamo... Ecco, la vediamo, la pista di Cortina la stiamo vedendo. Ecco, noi ci eravamo proposti ad ospitare il salto nel nostro territorio perché eravamo organizzati. No, hanno costruito, fatto tutto, però adesso demolito. Non esiste più niente. Dopo verremo anche alle infrastrutture. Ma infatti forse anche un'altra differenza che c'è con Venezia è proprio che le Olimpiadi invernali alla fine sono due le federazioni italiane, perché c'è la FISI e la FISG. Certo. Quindi è vero, ma anche il sistema è un po' diverso, perché è chiaro che mettere insieme una molteplicità di federazioni come discipline come quelle estive è un impegno mica da scherzo, e chiaramente invece un'Olimpiade invernale è molto meno dispendiosa. In più, come diceva il rappresentante della FISI, giustamente abbiamo tutto, noi nel Veneto abbiamo soltanto da rimettere a posto, restyling, però nel Triveneto... a livello di strutture siamo praticamente pronti. Stadi del ghiaccio, in Alto Adige ce ne sono uno ogni 5 metri, voglio dire, di trampolini, penso che siamo a livello di piste di sci, di sci ce ne sono per tutti i gusti. Noi facciamo una decina di tappe di Coppa del Mondo su piste omologate sul territorio a Veneto, Trentino e Alto Adige. Sì, certo, quindi a livello... Ma volevo riportarvi un attimo a Cortina per parlare del 56 e proprio dello sport del ghiaccio, perché abbiamo incontrato un olimpionico, Carlo Calzà, appunto, del pattinaggio di velocità, e con lui l'abbiamo incontrato al Palazzo del Ghiaccio, anche se poi la velocità si è corsa a misurina, ma ce lo racconta lui. Vediamo com'è andata anche l'inaugurazione. Sì, c'era il giuramento là, qua così c'era il giuramento, il palco, e poi noi eravamo tutti in fila fuori là, perché qui era tutto aperto, no, di là, davanti, era tutto, eravamo tutti che avevano fatto la sfilata, bellissima la sfilata di Cortina. Arriva il Presidente della Repubblica con le alte autorità dello Stato e dello sport allo Stadio del Ghiaccio di Cortina, gremito di 10.000 spettatori. Sfilano in perfetta parata sulla ghiaccia superficie i 1.200 atleti rappresentanti 32 nazioni che si dispongono in quadrato. Poi avanzano nell'accecante sole dell'Alpe le bandiere per il rito solenne. Giovanni Gronchi proclama allora aperti i 7imi giochi invernali olimpionici. E fra gli applausi della folla entra nello stadio il pattinatore Caroli, reggendo nella destra la fiaccola olimpionica. È l'ultimo tedoforo cui è giunta da Roma, passata da mano a mano di atleti italiani, la fiamma del Tempio di Giove, con la quale accende nell'alto tripode il fuoco di Olimpia, che arderà sino alla fine dei giochi a simbolo di purezza e di lealtà. La squadra ero io, la squadra, perché nel 50 che giocava a hockey c'era bisogno di un pattinatore di velocità, o di 2, 3, 4, perché si era emersa la squadra di velocità, che era composta da milanesi, i milanesi, Citerio, Caroli, Musolino, qualcuno di Torino, e a Cortina non c'era nessuno. Allora ho detto: Calzà, vai, tu vai a fare pattinaggio, così qua. E sono andato, ho incominciato ad andare bene, a vincere quelle gare, anche con quelli là che già andavano, del 61, 62, del 51, 52, 53, fino al 55, 56, che sono andato alle Olimpiadi poi. Poi il giorno delle Olimpiadi, la settimana dopo, è stato un disastro di clima, 20 sotto zero, Cortina, 30 misurina, e il ghiaccio col lago, che è sul lago, malgrado che avevano tagliato tutto da fare l'isola, si attaccava, come tagliavano, si righiacciava. L'acqua ha spinto sul ghiaccio e ha fatto tutto un disastro, non c'era più ghiaccio, tutto sfrantumato. Ecco, questi i racconti, no? Ecco, ricordiamo Calzà è un atleta che oggi ha 87 anni, che continua ad andare in bicicletta e credo anche... No, va anche con gli sci, tuttora sì, disputa tutto il circuito delle gare master invernale, tuttora è atleta a tutti gli effetti. Certo, ecco, abbiamo visto la cerimonia dell'inaugurazione, lo vediamo anche adesso. Allo Stadio del Ghiaccio 10.000 persone, dice il
telecronista. È vero, è stata Zanella. qualcosa di veramente eccezionale con le Olimpiadi, qualcosa che veramente ha portato Cortina agli occhi del mondo. Cortina era famosa solo a pochi VIP all'epoca, non era la Cortina di cui oggi noi conosciamo, era una cittadina conosciuta da pochi che potevano avere il loro chalet, il loro alberghetto dove andavano, ma non era la città che oggi noi conosciamo. Cortina è nata con le Olimpiadi. Non dobbiamo mai dimenticare questo. Il 1956 è stato l'anno che Cortina è balzata agli occhi del mondo. E io penso che questo possa ripetersi, perché oggi Cortina ha bisogno, anche Cortina, anche se famosa, ha bisogno di tutto questo, per cui ha bisogno del turismo che è l'indotto che lo sport è in grado di poter portare. Si parla di centinaia di migliaia di persone che possono, riprenderebbe vita le strade, l'aeroporto, che se ne parla tanto ma non funziona, e tante altre iniziative che poi Cortina ha saputo anche mantenere. Oggi noi godiamo di tutti gli impianti del 1956 e questa è la realtà. Per cui penso sia qualcosa. Bond, tanti sono arrivati in treno, arrivavano in treno. Sì, adesso non c'è. Domenica c'è il primo viaggio Roma-Calalzo con poi tutte le biciclette che scendono a Calalzo e fanno praticamente la ciclabile fino a Cortina. Per dirvi che è vero che i tempi sono cambiati, è vero che ci sono tanti elicotteri, è vero che però è anche vero che i collegamenti sono rimasti gli stessi e diceva bene Bortoluzzi adesso, il 2021, data dei mondiali di sci, apre un po', fa da spartineve rispetto alle infrastrutture per avere poi nel 26 una Cortina molto più attiva, molto più collegata. Ieri nel comitato tecnico, nella prima sessione del comitato tecnico, è stato deciso di rifare completamente la pista di bob, di appoggiarsi per gli sport diciamo sempre del ghiaccio più tecnici a Trento e a Bolzano, e c'è una chicca da scegliere che è il villaggio olimpico, perché lo spazio a Cortina non è purtroppo enorme, l'aeroporto non si sviluppa a Cortina perché non è che sia tanto piano per fare l'aeroporto, e l'impatto ambientale purtroppo con la sovrintendenza non ti permette di fare le spianate di cemento modello Giappone. E una delle problematiche da affrontare sarà proprio quella del villaggio olimpico. Perché? Perché il villaggio olimpico non può essere impattante, certo, non può essere una colata di cemento, certo, non c'è una grande superficie se non nella zona di Zuel, e quindi è evidente che dovrà essere un villaggio quasi, usando termini da impatto zero, di prefabbricazione, che nel momento in cui praticamente lo realizzi, poi praticamente quando è finito non rappresenterà un cubo immobiliare, ma rappresenterà qualcosa che dovrà essere in qualche maniera smontato e riportato via. Questo è stato deciso. La stessa cosa fu successa a Parigi alla fine del secolo scorso. Hanno fatto la Torre Eiffel che doveva essere smontata e portata via. Poi è piaciuto talmente troppo che è rimasta lì. E dopo, perché i parigini non volevano sta cosa, no? Poi si sono talmente affezionati che ci hanno fatto anche uno spot di quello che predispetto Ma vedete, toglie. in montagna, caro conduttore, in montagna, il bello della montagna è che tu non hai tutti gli spazi illimitati che puoi avere in un Expo a Milano. E quindi devi fare il conto anche su quello. Ecco perché è utile avere questa grande collaborazione tra Trento e Bolzano, perché è un tiro di schioppo, vai di lì e, come giustamente diceva il presidente del ghiaccio, a ogni 5 km c'è un campetto del ghiaccio o anche addirittura una struttura organizzatissima, quindi abbiamo tutto. A me fa paura, guardi, le lo dico, continuerò fino alla fine della trasmissione, mi fa paura la parte politica, diciamo in senso sì di partito ma anche praticamente di politica sportiva, ecco Bordelle. Mi fa paura quella, perché noi dovremmo avere tutto in fila, con un impatto bassissimo, con costi bassissimi.
Costano certo. di più le varianti dell'ANAS, i famosi 200 milioni di euro, Sì, 200 e qualcosa, 208 credo. per l'esattezza, costano di più per i mondiali del 2021 che il resto degli investimenti per quanto riguarda le Olimpiadi. E anche sulle varianti di Cortina e delle varianti dell'Alemagna del calore per arrivare a Cortina, ci sono delle problematiche, perché ad esempio i 208 milioni che sono stati investiti all'ANAS sono bei soldini veri, non sulla carta. Sono veri, sono soldi messi là veri, però non risolvono un problema. Quando noi prenderemo la macchina da Padova e saliremo per andare nella bella Cortina, ci troveremo un tappo, caro editore, enorme all'uscita dell'autostrada, un tappo enorme all'uscita dell'autostrada perché quel problema non è stato risolto. Allora, io l'ho anche messo per iscritto su un'interrogazione, ho detto, guardate che è vero che il CIO dice, bah, insomma, è montagna, possono essere strade anche poco lentamente percorribili perché è montagna, ma è l'imboccatura, quando tu arrivi su dalla 27 che cominci a fare 10, 12, 13, 14, 15 km di fila che l'impatto diventa negativo. E qui è un problema che deve essere risolto. La strettoia di Longarone, poi mi taccio, costa 89 milioni per farla. E devono essere trovati. Ma io credo intanto che a Cortina, invece di fare grandi alberghi, si possono fare dei borghi all'interno dei boschi, eccetera. Quindi dare una struttura meno architettonica moderna, come si suol fare adesso, e invece portare un'architettura molto più compiacente per quel che riguarda lo stile della montagna. Seconda cosa, se non facciamo le strade, è inutile che ci lagniamo con le montagne, non si sviluppano economicamente. Ormai bisogna fare la ferrovia, e questo è un altro tema che affronteremo adesso, ma bisogna fare anche le strade, perché la gente ormai è abituata ad andare in macchina, fin tanto che non ci accorgeremo che ci stiamo autogasando, continueremo a correre in macchina. Quindi la ferrovia... Sì, no, bisogna pensare con una filosofia tutta quanta nuova, e questa Olimpiade, così come è stata pensata, un'Olimpiade anche diffusa nel territorio, quindi distribuita possibilmente tra le 3 regioni, probabilmente può anche prevedere non un singolo villaggio olimpico, ma un villaggio olimpico anche diffuso nel territorio, quindi non concentrato solo a Cortina, ma anche in altre località. Ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, ma torniamo subito, sentiremo ancora le voci degli atleti del 56, parleremo anche di sci alpino ancora, di bob e anche di hockey, e tra poco dopo la pubblicità.